notizie sul Francesco Crisafulli, allora come le sa? Ma le so perché sono gli uomini, diciamo, che il gruppo De Tucci aveva più in vista, e poi me ne parlava spesso Paolo De Pisi. Come fa di cognome Paolo De Pisi? Paolo Vitale, che a sua volta era compare con Salvatore Tucci, che poi era nato un contrasto fra i due, quindi si cercavano, diciamo, a vicenda. Fra i due chi esattamente? Fra il Tucci Salvatore e il Paolo De Pisi e Paolo Vitale. Quindi sia il Paolo che sia il Tucci si cercavano a vicenda perché avevano dei rancori, quindi diciamo che erano entrati in contrasto tutti e due. Il Paolo De Pisi, quando andava a cercare appunto il Tucci Salvatore, nominava spesso che era accompagnato da questo Francesco Crisafulli, detto Cagazza appunto, che era un uomo di sua fiducia. Quindi, così. mi pare di comprendere, lei non ha avuto modo mai di incontrarlo, questo No. Crisafulli. Lei ha conosciuto o sentito parlare di un tale Cristaldi Salvatore? Sì, lo conosco questo. È il fratello di Venerando, questo, di Venerando Cristaldo. Anche lui io lo conosco dall'infanzia, lui è del quartiere di Picanello, quindi lo conosco da quando ero ragazzo, che lui all'epoca neanche lui faceva parte al clan Santa Paola. E niente, dopo poi ho seguito le sue cose così da lontano, però ho seguito il fatto che lui era stato imputato nel max processo di Palermo e niente, però non l'ho visto più, cioè dall'arresto mio dell'80 non l'ho più visto, ma eravamo ragazzi quando ci frequentavamo, però diciamo che non facevamo nessuna delle due parti dei clan. Quando ha saputo che il Cristaldi apparteneva al... Quando io ho fatto parte al clan Pillera, appunto, da lì poi incominciavo a capire il sistema, incominciavo a prendere a tutti quelli che facevano parte dei clan, quindi ci tenevamo aggiornati di tutto. E il Cristaldi Venerando invece? Il Cristaldi Venerando era inserito nel clan Santa Paola, che l'ho conosciuto anche lui quando io non facevo parte di nessun clan, ero ragazzo che frequentava appunto il Salvatore Cristaldi, e poi l'ho incontrato a carcere di Catania a Venerando Cristaldi, dove all'interno del carcere lui è venuto nella sezione destro. È stato aggredito dal Salvatore Palermo, da Giuseppe Sciuto e da Orazio Nicolosi, dove gli hanno dato delle botte in testa perché lui parlava in più di Affio Ferlito, diceva delle parole che non doveva dire e loro l'hanno aggredito. Stiamo parlando di Cristaldi come? Venerando. L'hanno aggredito all'interno del carcere, è stato portato in infermeria e poi dalla sezione destra lui se n'è andata alla sezione sinistra, quindi e là ho avuto modo di rivederlo, diciamo, per la seconda volta, che poi non ho più rivisto dopo quell'occasione. Ha indicato l'anno di questo episodio? Sì, 80, anni 80. Successivamente ha avuto modo di incontrarlo? No, sembra all'interno del carcere, che prima che succedesse l'omicidio di Affio Ferlito, quindi siamo nel marzo, aprile, non mi ricordo bene adesso il mese, dell'82, il Venerando Cristaldi, essendo che ci sono le due sezioni, sia il destro che il sinistro, ci sono delle finestre grandissime, dove un giorno il Venerando Cristaldi si mette a ingiuriare ad Affio Ferlito, che lo vedeva passeggiare, in modo che
attirasse l'attenzione su di lui dalle guardie carceriere che sia da maresciallo. Infatti così è stato. Il Ferlito non gli ha mai risposto su quelle parole che lui gli diceva, insulti e via discutendo. Però noi abbiamo pensato che è stato fatto apposta questa manovra per ottenere lo trasferimento dal carcere di Catania ad altri carceri dal Ferlito, ma l'abbiamo pensato dopo, quando è successo subito dopo la morte di F. Ferlito, nel trasferimento dal carcere di Enna a quello di Palermo, a quello di Trapani, dove doveva essere portato. Quindi subito dopo la morte del Ferlito noi abbiamo pensato che il venerando a carcere di Catania si è messo a fare quel casino apposta per fare trasferire il Ferlito Affia, e infatti è stato così. Ha mai conosciuto Cusimano Maurizio? No. Cutispoto Edoardo? No. D'Agata Marcello? Sì. In che occasioni l'ha conosciuto? Allora, anche lui io conosco da ragazzo, perché spesse volte andavo dove lui c'ha il rifornimento di benzina, quindi lo conosco da quei tempi, diciamo, che io anche in quell'epoca non facevo parte di questa organizzazione. E poi anche lui era uno dei più in vista, diciamo, del clan Santa Paola, quindi veniva da noi seguito con maggiore attenzione, diciamo. Dov'era il distributore di benzina? A Ognina, il notturno, per andare verso Aci Castello. Lei ha avuto modo di incontrarlo, il D'Agata? No. Oltre a quello che ha detto in merito al ruolo del D'Agata nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola, sa qualcos'altro? No. Ha mai conosciuto un tale De Luca Carmelo? No. De Emanuele Natale? Di nome. Sa se lo stesso sia o meno inserito in organizzazioni malavitose? Sì, in quella sempre del Benedetto Santa Paola, e in questo c'è un episodio che quando noi eravamo in guerra nell'82 con la famiglia del Benedetto Santa Paola, gli è stato fatto un attentato da parte nostra a questo signore Natale, a De Emanuele, ed è stato ferito. Quindi poi i miei compagni mi raccontavano il fatto ed erano dispiaciuti che non era morto, che si era salvato. E sa dove venne... Nella guerra fra il Ferlito e Santa Paola. Le volevo chiedere dove dove avvenne l'attentato? All'uscita dell'autostrada o all'ingresso Catania Messina. Chi dei suoi compagni gliene parlò? Allora, me ne parlò il Grit, tutti quelli che eravamo nella villa. Poi c'era il gruppo Reito, che Franco De Francisci, Iene Giacomo, Natale Reito, diciamo, Valenti, tutti quelli che erano interessati a fargli l'attentato a questo, cioè sono stati loro gli interessati a questo attentato, quindi all'epoca erano nostri affiliati questi. Lei ha parlato più volte della Villa Bunker. Ha mai saputo in base a quali elementi fu fatta quell'irruzione da parte delle forze di polizia? In base? A quali elementi si arrivò alla Villa Bunker a individuare voi? Ma noi noi pensieri nostri, lo posso dire, mai abbiamo saputo con certezza quello, quindi no. Ha conosciuto un tale Di Bella Gaetano? No. Di Bella Marco? No. Di Fazio Umberto?
No. Di Franco Elio Concetto? No. Lei ha parlato di Franco Sfascio. Sì. Oltre a quello che ha già riferito, ha avuto modo mai di incontrarlo, di discutere con lui di altri affari? No. Forse a questa domanda ha già risposto, non conosce il cognome esatto di Franco Sfascio? No. No, non me lo ricordo, lo conosco, non me lo ricordo. Ha mai conosciuto un tale Aldo Di Paola? Aldo Di Paola? Sì. No. Di Re Giuseppe l'ha mai conosciuto? Come? Di Re Giuseppe. Scire? Di Re. No. Poc'anzi le avevo chiesto di Natale di Raimondo. Lei sa che attività lavorativa svolgesse il Natale di Raimondo, se ne svolgeva alcuna? Allora, per quanto mi risulta, lui aveva una società di scarpe, un ingrosso di scarpe alla fiera di Catania con un certo Mascali Angelo. Poi aveva delle bancarelle stesse, cioè oltre all'ingrosso dice che aveva bancarelle queste che vendevano le scarpe alla fiera sempre di Catania e altre attività che adesso non mi ricordo onestamente. E queste altre bancarelle erano tutte sue? Ma erano sue, perlomeno forse lui li comprava e altre persone ci lavoravano, quindi non so come funzionava là il meccanismo, ma diciamo che il proprietario era Natale di Raimondo. E questa era attività lecita che svolgeva il Di Raimondo per quanto lei Lecita, perché vendeva uno scarpe, quindi per quanto mi riguarda sì. Lei ha mai saputo ha mai conosciuto o saputo di qualche attività illecita svolta dal Natale di Raimondo? Ma attività illecita no, qualche reato che lui ha commesso, tipo l'omicidio di Salvatore Palermo e Cammello del Nullo, che mi è stato sempre raccontato. No, altre cose non le so. Lei ha mai chiesto soldi in prestito a Natale di Raimondo? No. Ha mai conosciuto un certo divenuto Francesco? Mi sembra di conoscerlo questo nome, però non mi ricordo onestamente. Ercolano Aldo l'ha mai conosciuto? Di persona no. Non ha avuto mai modo di incontrarlo, quindi? No. E cosa sa di Ercolano Aldo?
Niente, l'Ercolano Aldo era, diciamo, il responsabile dell'organizzazione del Benedetto Santa Paola, quindi che anche lui era un capo di quell'organizzazione. Appunto io mi sono rivolto a lui per quanto riguardava il fatto della vendita del pesce e poi Ma si è rivolto a lui? tramite Domenico Zucchero, perché non ci sono mai andato. Quindi, e poi sapevo appunto che lui era il maggiore esponente del momento della famiglia di suo zio, questo qua. Lei ha parlato del mercato, della vendita del pesce spada, del tonno. Come mai, ha saputo come mai a lei sia stato consentito di operare, di vendere in quel settore? No, però io non è che dovevo, cioè io dovevo vendere quello che pescavamo noi, come le nostre barche, ma non potevo acquistare. Ma già lo sapevo io, cioè io non è che volevo vendere il tonno che vendevano loro, assolutamente. Io volevo vendere il tonno, se per caso, come è successo quella volta, la nostra barca pescasse il tonno, è giusto che me lo vendo io, perché me lo pesco io, quindi me lo vendo io. Invece con gli altri così non succede, perché quando pescano il tonno viene pescato e viene portato dentro i box che facevano parte di Aldo Ercolano, quindi e là era l'obbligo di portarli là in quel box dove era gestito da Nunzio Zuccaro e Affio Scalia e Affio Fighiera, e poi loro davano le sue provvigioni, si prendevano le provvigioni di questo pesce e davano i soldi ai pescatori. Questo qua era il discorso. Quindi io non volevo portare il mio pesce pescato dalle nostre barche nel suo box, ma bensì di vendermelo io, però non avevo intenzione di acquistarlo per vendere in grandi quantità, cioè non volevo assolutamente intracciargli il suo lavoro. Questo era il discorso. Senta, lei ha mai sentito parlare di un tale Franco Ghiacciaro? Franco Ghiacciaro, sì. Com'è? Sì, ne ho sentito parlare. In che senso ne ha sentito parlare? Che anche lui faceva parte appunto del gruppo Santa Paola, però questo ne ho sentito parlare solamente di questo. Una volta mi sembra che me l'hanno fatto vedere, e se è quello di cui ha i ricciolini, è rosso, color rosso di carne, però non so niente di questo. Sa se è inserito in qualche organizzazione malavitosa? Sì, l'ho detto, in quella del Santa Paola. E le devo riporre la domanda: da chi l'ha preso? Niente, non mi ricordo da chi l'ho preso, appunto io gli ho segnalato anche come era lui di Cannagione, perché mi è stato segnalato una volta in macchina che era con i capelli rossi e di colore rosso, però E in quell'occasione era da solo il Franco Ghiacciaro quando gliel'hanno segnalato? non me lo ricordo, ma così è stato un momento, l'abbiamo visto, mi hanno detto quello è Franco Ghiacciaro, però tanto per farmelo conoscere e basta. Ha mai conosciuto Ercolano Giuseppe? No. Sentito parlare? Sì. In che termini? Ma tutti questi qua più grandi che fanno parte appunto della famiglia più stretta del Santa Paola, ne ho sentito da sempre parlare, perché quando io mi sono inserito nel clan di Salvatore Pellera c'era Michele Vinciguera che conosceva a tutti di loro, dei più vecchi diciamo della famiglia appunto Ercolano, Santa Paola, Ferrera, perlomeno i parenti più stretti. Quindi lui diciamo che mi faceva dalla mattina alla sera un lavaggio del cervello nei confronti di queste persone, cioè di stare attento, di non diffidare, tutte queste cose qua. Diciamo che mi faceva una specie di scuola, quindi mi faceva spesso anche il nome di Giuseppe Ercolano. Ercolano Sebastiano? Uguale, però non lo conosco. Uguale a fratello, sarebbe Giuseppe.
Un tale soprannominato Upaghiolo l'ha mai sentito? Upaghiolo. Upaghiolo, sì. Sono 2 fratelli o 3. E lei li conosce di nome? Sì. Li può indicare? Sì, uno si chiama Vincenzo e un altro Salvatore. Questi qua io diciamo che ho fatto proprio da bambino piccolo l'infanzia insieme, perché abitavamo nello stesso quartiere, nella zona di Cibali, quindi loro vendevano la frutta e niente, li conosco da sempre. Poi col passare degli anni ho saputo che anche loro avevano fatto parte della famiglia non Santa Paola ma De Ferrera di Giuseppe Cavarduzzo. Poi forse dopo sono passati a quella di Santa Paola. Quando è stata l'ultima volta che ha avuto modo di incontrare il Vincenzo? Allora, in Vincenzo l'ho incontrato quando nell'89, che io ho subito un attentato, sono stato portato all'infermeria del carcere di Catania. All'epoca lui era stato arrestato qualche giorno dopo di me. È stato arrestato per una estorsione e il maresciallo Lizio, il capitano all'epoca, gli ha sparato un colpo di pistola ed era ferito a una gamba. Quindi l'hanno portato in infermeria e l'ho rivisto dopo parecchi anni, l'ho rivisto dentro il carcere. Invece il fratello Salvatore, anche lui dopo parecchi anni che non lo vedevo, un giorno per sbaglio lo incontro nel posto di frutta del padre a Cibali, ma già siamo nel 93. Ferrante Filippo? No. Alfio Fichera? Alfio Fichera, se è questo che parlo io del mercato, sì. Sa sullo stesso era inserito o meno in una... Sì, questo qua è, allora, è molto più vicino all'Ercolano Aldo, perché appunto gli curava questi interessi dentro il mercato ittico e poi lui se ne faceva sempre un vanto appunto di queste amicizie che passava fra lui e l'Aldo Ercolano. Ma lei il Fichera Alfio lo conosceva personalmente? No. E allora come sa che se ne faceva un vanto di questa amicizia l'Alfio Fichera? Perché ne parlavano sempre là dentro il mercato, io avevo appunto i miei venditori, quelli che mi vendevano il pesce all'interno del mercato, che mi raccontavano sempre queste cose qua, cioè a persone che lavoravano dentro il mercato, lui gli raccontava che dentro il mercato poteva fare tutto quello che voleva perché era appoggiato dall'Aldo Ercolano. Quindi diciamo che si vantava appunto di queste cose. Lei ha mai conosciuto un tale Turi Basette? No. Un tale Nino Tomba l'ha mai conosciuto? No. Un tale Fontanino Giovanni l'ha mai conosciuto? Sì. Giovanni Formaggino questo di soprannome. Sì. In che occasione l'ha conosciuto? Niente, anche lui quando ero ragazzo era un mio compagno di quartiere, uscivamo insieme e niente, poi io sono stato arrestato negli anni 80 e non l'ho più mai visto a lui, perché lui ha fatto parecchio carcere, io anche, quindi non abbiamo avuto mai occasione di poterci incontrare. Sa se il... Sì, anche lui si era inserito nel clan del Benedetto Santa Paola. Questo l'ha saputo sempre con il medesimo criterio oppure l'ha saputo in altra... No, sempre del fatto della mia organizzazione, tutti quelli che io conoscevo, cioè, oppure mi venivo informato le persone che passavano con i vari clan, diciamo. Lei ha mai conosciuto un tale Fiorito Salvatore? No. Florio Antonino? Neanche. Galea Eugenio? No. Ne ha sentito parlare? No, neanche.
Ha mai conosciuto un certo Francesco Giammuso? Francesco? Giammuso. No, di Giambuso ne ho sempre sentito parlare degli anni 80, 82, così, però non l'ho mai visto, diciamo. Da chi ne ha sentito parlare? Sempre dalla mia organizzazione, poi lui un fatto è stato arrestato con Carletto Campanella all'interno della sua casa con delle armi addosso, quindi è risalito più, diciamo, con quell'arresto si è messo più in vista. E quell'arresto ricorda quando avvenne? Ma non me lo ricordo di preciso, però io quando parlo del carcere di Catania parlo fra l'80 e l'84, perché dopo non ci sono stato più. E di quell'arresto invece come l'ha saputo? Niente, ho saputo che io mi trovo al carcere di Catania, quindi c'è stato l'arresto di Carletto Campanella, quindi l'ho saputo dalla stampa, poi ci siamo visti là al carcere, però così. Lei ha mai conosciuto un tale Grillo Antonino? No, Grillo Rosario? uno lo conosco, però Sa se ha soprannomi quello che conosce lei? sì, ma in questo momento non ci sto pensando che sono. Comunque, però anche di questo, se è quello che di cui non so che fa parte dell'organizzazione del Santa Paola, però non ho avuto mai a che fare neanche con lui. Grillo Salvatore lo conosce? No. E per quanto riguarda invece il Grillo di cui lei ha detto, sa se ha avuto parenti uccisi? Chi? Il Grillo di cui lei ha saputo essere inserito nel clan Santa Paola? Ma mi sembra che gli hanno ammazzato un fratello. Ricorda quando fu ammazzato questo? No, assolutamente. E dove fu ammazzato? Neanche, non me lo ricordo. Ha mai conosciuto un tale Guardo Francesco? No, Guttà Bruno? neanche. Lei ha mai conosciuto un tale Samperi Claudio? Di nome sì. Cioè, E di nome sapevo che era il figlio di quello che vendeva fiori a Piazza Giovanni Verga, che erano tanti fratelli, che era uno inserito nel clan anche lui di Benedetto Santa Paola, queste cose qua. un tale Illuminato Roberto l'ha mai conosciuto? Come? Illuminato Roberto. No, Indelicato Fortunato? neanche. Leanza Michelangelo? No, Leonardi Giuseppe? no, Longo Alfio? no. Ha mai sentito parlare di un tale Robertino? Robertino Grippaldi forse si chiama di cognome. Sì, io conosco un Robertino Grippaldi di cognome, però non so se è questo che dice lei. Un tale Alfio Giamma l'ha mai conosciuto? Alfio? Giamma. No.
Un tale Longo Santo? No, Lord Re Filippo? no, Lord Re Salvatore? no, Madonia Giuseppe? no. Ne ha sentito parlare? Di Madonia sì, ma parlare, cioè, come tutti gli altri, anche il Lore, però conosciuto mai, il Lore è quello del caffè, cioè io posso nominare su questi temi, come in Madonia per esempio, che era il personaggio di primo piano nella malavita nissena. Senta, lei sa se il Campanella svolgesse qualche attività lavorativa? Sì, Campanella, per quanto mi riguarda, vendeva il caffè Lorè, quindi era in società con questi del caffè o addirittura era suo, però non questo posso come essere lo più sa? preciso. Come Guarda, lo sa che il Campanella esercitava quell'attività? guarda, questa attività da quando sto caffè Lorè, diciamo, era diventato il titolare Campanella, cioè c'era una città piena che era il caffè di Campanella, che parecchi bar avevano levato l'insegna degli altri caffè, avevano tutti quanti il nome di Lorè, quindi noi come squadra di quartiere avevamo i Ceusa, i piacenti, quindi ci dicevano appunto che Carletto Campanella con questo caffè stava diventando forte e stava guadagnando un sacco di soldi, quindi così. Però non so in effetti fino a che punto lui facesse parte a questa società. Lei sa dove si trova questa ditta, questa società? Nel quartiere di Picanello. Quindi quando gli ho chiesto di poc'anzi di Lord Re Filippo, Lord Re Salvatore, lei di queste persone ne ha sentito parlare oppure anche come nome? Chiedo. Ne ho sentito parlare come nome, ma non come nome nel senso... Cioè come cognome o anche come... No, come cognome, Lore, Sì. cioè quello, e ti ricorda appunto il fatto del caffè, però altre cose non le so. Mangion Francesco l'ha mai conosciuto? Mangiano Francesco sarebbe Iuzzo Ferrara. No, non l'ho mai conosciuto, però so anche lui che è uno dei più vecchi della famiglia Santa Paola, appunto. Lui me ne parlava spesso, Iano fratello, sarebbe Cavallaro, perché anche lui era un vecchio contrabbandiere di sigarette, addirittura erano in società, quindi ne parlava sempre del signor Mangione. Sa se era inserito in organizzazioni malavitose? Sì, quella del Benedetto Santa Paola. Sa, ne conosce il ruolo, non ne è mai saputo il ruolo del Mangion Francesco all'interno di quell'organizzazione, oltre a quello che lei ha già detto? Guardi, il Mangione aveva un ruolo sicuramente di primo piano, perché a parte che era uno dei più anziani del gruppo, ma poi era conosciutissimo sia dal Cavallaro Sebastiano, sia da Salvatore Pillera, sia da Minciguera Michele, quindi erano persone che, essendo che lo conoscevano bene, ti raccontavano appunto episodi che loro avevano trascorso insieme quando partivano con il Sebastiano Cavallaro andare a comprare le sigarette, poi dalle sigarette si è passato all'hashish di marijuana, queste cose qua, quindi che lui era uno del mestiere del contrabbando, questo. Però io parlo sempre negli anni 80, 82, 83, poi seguivo un po', ma lui è stato sempre latitante, quindi non ho avuto mai il modo di incontrarlo. Senta, la vostra organizzazione trattava gli stupefacenti? Sì,
Altre organizzazioni, anche avverse alla vostra, trattavano gli stupefacenti? Sì. E è capitato mai di avere scontri o diciamo occasioni di litigi per lo smercio delle sostanze stupefacenti fra organizzazioni malavitose? Ma guardi, per quando mi risulta no, perché non c'era, perché negli ultimi anni non c'era questo fatto che avevano i quartieri o le piazze che potevano vendere la droga. Addirittura anche io una volta gli ho dato della merce a Nuccio Faro e a un certo Franco Garilli, quindi questi erano tutti e due facenti parte del clan di Benedetto Santa Paola e io gli ho venduto della droga a loro, quindi c'era, diciamo, questo, in certi periodi si poteva anche fare questo. In certi periodi in che senso? Cioè in base al momento che c'era, perché essendo che c'erano sempre dei contrasti all'interno di questi clan, cose, però c'erano dei periodi invece che si respirava un pochettino di più, cioè tirava un'aria molto più mite, quindi spesso si ci vedeva, si incontrava, e come è successo quella volta a me, di averle dato anche della cocaina a persone che facevano parte del clan Santa Paola. Quindi nei momenti pacifici, diciamo. Senta, lei sa se il Faro e il Garilli siano ancora in vita? No, sono stati ammazzati tutti e due. Sa quando l'epoca della morte, la conosce? Sì, ma non me la ricordo di preciso. Cioè, però non è da molto tempo, è da qualche anno che sono stati uccisi. Senta, lei ha mai sentito parlare del bar Paradise? Del Paradise, quello che c'era sul lungomare? No, ma però ne ho sentito parlare come bar, diciamo, però, cioè come bar di, cioè un locale che veniva frequentato un po' da tutti, ma come punto di riferimento, ma no se era frequentato da persone o era proprietà di qualche persona di particolare, questo non lo so. Senta, sa se il Francesco Mangion avesse o meno parenti inseriti in organizzazioni malavitose? Sì, uno era suo genero, che era Aldo Ercolano. Gli altri non lo so se c'è parenti o meno. Aveva un figlio di Siracusa e basta, non lo so. E sa come si chiama questa persona di Siracusa? Pattavina, se non mi sbaglio. E questo come lo sa? Ma come lo so, che all'interno di questi gruppi poi c'è stato, cioè si parlava spesso di queste cose, anche perché noi avevamo collegamenti con Siracusa, quindi dicevano che io avevo parecchi amici, uno di questi era Agostino Urso, detto professore, e spesso là a Siracusa si diceva che avere certe cose del controllo era il figlio di Iuzzo Ferrara, un certo Franco Pattavina. Ha mai conosciuto un tale Marchese Lorenzo? No. Marchese Maurizio? No. Marchese Michele? No. Filippo Marciante? No. Marino Agatino? No. Ernesto Marletta? No. Lei ha detto nel corso del suo esame di Marsiglione. Marsiglione come? Francesco. Oltre a quello che ha già riferito,
avuto modo di incontrare o comunque conosce episodi di natura illecita che hanno attinenza con il Marsiglione? No, oltre a quello che ho detto penso di no. No. Ha mai conosciuto un tale Attilio Marzagalli? No. Angelo Mascali? Sì, Angelo Mascali, detto Catina. Sì, lo conosco, anche lui lo conosco da parecchi anni. Addirittura lui era negli anni '80, era nella sezione con noi del Caccia di Piazza Lanza a destro, nella Scella 48, quindi sì, lo conosco da quegli anni. E poi lui invece ha fatto parte al gruppo Santa Paola, quindi e lui era in attività, in quell'attività che parlavo prima, di scarpe insieme a Natale di Raimondo. E questo lei come lo sa? Guarda, lo sappiamo noi perché appunto circolava questa voce nel nostro ambiente a Catania che il Natale di Raimondo si era fatto questo ingrosso di scarpe insieme al Mascali Angelo, quindi non mi ricordo adesso di preciso con chi ha avuto questi rapporti di parlare di questo fatto, però ho saputo così. Diciamo. Sì. Mascali Sebastiano l'ha mai conosciuto? No, Sentito parlare? no, Maugeri Mario? Maugeri Mario, no, Nicolò Maugeri, sì, l'ha conosciuto? sì. Può dire in che occasione, l'epoca? Allora, anche lui io lo conosco dentro il carcere di Catania, anche se prima ne avevo sentito parlare molto del Nicola Maugeri. Poi l'ho conosciuto nella mia carcerazione, appunto parlo dall'82 all'84, ho avuto l'occasione di conoscerlo. E anche lui, i miei coimputati, diciamo tipo Lautani che lo conoscevo bene, tipo Michele Vince Guerra che lo conoscevano bene, me ne parlavano sempre di lui, che lui era inserito uno dei fedeli del clan di Benedetto Santa Paola, un personaggio di spicco all'interno di quella organizzazione, ed era titolare aveva degli escavatori che facevano movimento terra, queste cose qua. Ha avuto modo di incontrarlo poi all'esterno mai, il Maugeri? No, mai. Senta, lei ha mai conosciuto un tale Salvatore Bruno? Turi Karate? Turi Karate. No, conosciuto che abbiamo avuto rapporti con questo mai, lo conosco però di persona perché mi è stato anche lui fatto vedere quando ha subito l'attentato nella strage di San Giorgio, dove sono state ammazzate parecchie persone, e lui è stato ferito e poi è stato arrestato e l'ho conosciuto dentro il carcere dopo diciamo questo arresto. E sai in che rapporti fosse il Turi Karate con il Maugeri? Ma erano compagni, però non so che rapporti avessero tutti e due. Ha mai conosciuto Raimondo Maugeri?
No. Di Mazzei Santo ha riferito qualcosa nel corso del suo esame. Oltre a quello di cui lei ha detto, può riferire altro? No. Morales Francesco l'ha mai conosciuto? No. Motta Antonino? No. Un tale Costanzello l'ha mai conosciuto? Sì. Sa il nome e cognome della persona in questione? No, ma so che era uno dei proprietari della discoteca, se è quello che dico io, Quale discoteca? del Medea 5. Medea 5. Sa se fosse titolare anche di altri esercizi? Ma guardi, ho un'informazione così, però non lo so se è vero o meno, che lui aveva fatto un bar bowling, quello di piazza Santa Maria di Gesù di Catania. Si diceva che era suo, però in effetti non lo so. Senta, sa se il Costanzello fosse o meno inserito in organizzazioni malavitose? Ma anche di lui ho questa informazione anche io, che lui faceva parte della famiglia appunto del Benedetto Santa Paola, però oltre di questo non lo so. E da chi l'ha saputo questo? Niente, queste non così le voci che giravano sempre all'interno del nostro clan, però non ho informazioni precise. Lei ha mai conosciuto un certo Francesco Musumeci? No. Nani Antonino? No. Alfio Rofino? A Fiorofino anche questo qua è il proprietario del ristorante La Recchietta, ma però non lo conosco di persona. Anche di lui sapevo che era molto vicino a Carletto Campanella, quindi che niente, si pensava che lui favorisse molto di più a questo Carletto Campanella e basta, cioè altre cose, che era molto amico di Carlo, va? Pagano Antonino? No. Palazzolo Salvatore? No. Pappalardo Salvatore? Sì. E anche di Pappalato Salvatore posso dire le stesse cose che ho detto per Natale di Raimondo, perché quando io frequentavo da bambino il Natale di Raimondo nel quartiere di Montepo c'era anche presente lo stesso Salvatore Pappalardo. Se la faceva nello stesso quartiere e basta. Poi anche lui con gli anni è diventato un personaggio di spicco all'interno di questa organizzazione. Di quale? Così, del Santa Paola. Ha avuto modo di incontrarlo all'esterno dopo che... No, a lui mai. In carcere? In carcere sì, ci siamo visti qualche volta negli anni sempre 80, 82, 83. Quando lui è stato arrestato, cioè siamo stati imputati in un'associazione nell'82, mi sembra 83, un'associazione a delinquere normale, 416 normale, quindi eravamo imputati, Santa Paola era denominata più 107, una cosa del genere, e c'erano anche loro, quindi. Pastura Carlo l'ha mai conosciuto? Pastura Carlo? Ma io lo conosco un Pastura Carlo, però non so se è lui. E il Pastura che conosce lei che attività svolge? Il pastore che conosco io era vicino al nostro clan, quindi non so se questo qua, se parliamo dello stesso Pastura, ma era un ragazzo giovane. E lei sa se questo ragazzo avesse fratelli?
O ha fratelli? Sì, ha fratelli. Ha uno che abita a Torino, si chiama Andrea Pastura, un altro che è stato nel periodo del 93 a carcere con me a Caltanissetta, non mi ricordo adesso il nome. Comunque, se questo qua lo conosco. E lei sa se i fratelli del Pastura che conosce lei siano o meno inseriti in organizzazioni malavitose? Allora, nel momento in cui c'ero ancora io presente a Catania, questi fratelli Pastura erano vicino a noi come organizzazione. Adesso se hanno cambiato non lo so. Conosce o ha conosciuto Pavone Emanuele? No. Ah, chiedo scusa. Pelleriti Antonino? No. Francesco Pesce? No. Un tale Francesco Pistone? No. Pizzimento Paolo? No. Privitera Mario? No. Puglisi Alessandro? No. Puglisi Domenico? No. Puglisi Pietro? Puglisi Pietro, il genero di Mappassotto, se è questo che dico io. L'ha conosciuto personalmente? No. Ne ha sentito Ne ho parlare? sentito parlare sempre. In che termini? Ma lui era il responsabile appunto del gruppo di Poverenti, di Mappassotto. Quindi, a parte che era genero, comunque era uno dei maggiori esponenti di quell'organizzazione. Puglisi Salvatore? No. Nino Pulvirenti? Sì, l'ho conosciuto. Ha conosciuto personalmente? Sì. In che occasione? Nel 89 ci siamo incontrati parecchie volte perché noi stavamo appunto iniziando eravamo in guerra con il gruppo Asciuto e Mi scusi se sono l'avvocato Catania, ricordo che il Pulvirenti non risponde di reato associativo in questo processo, quindi questa indagine può... Si accoglie l'opposizione. Sì, ma è imputato di questo processo. Questo Ma processo anche per capire per un episodio specifico. Chiedo scusa, non è ma imputato prima di poter associazione. parlare di un episodio specifico occorrerebbe prima capire se lo conosce o meno e in che contesto. È chiaro che questa premessa la devo fare, o né gli posso chiedere se sa se il Pulvirenti Nino si occupasse specificamente di una determinata attività illecita. Ha risposto affermativamente, mi pare, la prima domanda. Affermativamente, vediamo, la domanda successiva la può fare il pubblico ministero sulle attività. Allora, no, siccome c'è stato un accoglimento di opposizione, in che termini si è risposto? Sul 416 bis. Va bene. Allora, lei ha detto che conosce il Pulvirenti Antonino. sì. E aveva chiesto il pubblico ministero se aveva avuto modo di incontrarlo direttamente. Su questo forse c'è stata l'opposizione e l'accoglimento della Corte. Cioè, io vorrei ricostruire, io posso fare anche le domande più specifiche. In quell'occasione in cui ha avuto modo di incontrarlo, avete trattato di affari illeciti o discusso di argomenti attinenti ad affari illeciti? Scusi, dottor Dico, c'è un'ordinanza che credo che lei dovrebbe Ma rispettare. avvocato, io posso anche specificare il tipo di reato o comunque... no, specifiche. Ma non mi sembra sempre... No, quest'ultima domanda è ammissibile in riferimento all'imputazione di Pulvirenti Antonino. Va bene. Cioè, la domanda è se lei ha avuto modo di incontrarlo personalmente, Sì. di trattare affari illeciti con Pulvirenti Antonino o affari in genere, se in particolare ha saputo di affari. Niente, noi era un periodo che noi eravamo in guerra con il clan di Giuseppe Sciuto, quindi lui ha voluto un incontro con noi
perché si voleva innanzitutto, in primo tempo voleva interessarsi per, diciamo, per fare smettere questa guerra che stava iniziando. Quindi ci siamo incontrati io, Salvatore Cappello, Nino Pace, in un garage di Sant'Agata Battiati, e lui è venuto, Carmelo, comunque su Casango ci dicono di ingiuria, e un altro ragazzo che non mi ricordo come si chiama. Ci siamo incontrati e lui si era messo a disposizione che voleva sanare, diciamo, questa rottura all'interno del clan. E poi in un'altra occasione invece è venuto a casa mia a trovarmi, che l'avevo mandato a chiamare perché Nello Colombrita, che poi è stato ammazzato nel quartiere di San Berillo, diciamo che voleva ammazzare un ragazzo che camminava con me, un getto Ambrogio Longo, che poi è stato ucciso nel mio attentato. Quindi ho mandato a chiamare il Nino Pulvirente dicendo se si poteva interessare e sapere per quale motivo Nello Colombrita ce l'avesse con Ambrogio Longo, e di farla smettere. Lui in quell'occasione mi dice che non può parlare con Nello Colombrita, anche se era un affiliato al clan di Benedetto Santapaola, ma non le poteva parlare in quel preciso momento perché anche loro all'interno dell'organizzazione avevano fatto una rottura con la famiglia Ferrera, essendo che Nello Colombrita faceva parte a quella famiglia, quindi non è potuto intervenire né potermi aiutare perché anche loro avevano questo attrito, che infatti poi questo Nello Colombrita è stato ucciso. Senta Viola, sa se il Pulvirenti Antonino, lei ha mai trattato di stupefacenti con il Nino Pulvirenti? No. Ha mai conosciuto Pulvirenti Armando? No. Quattrocchi Alfredo? No. Quattrocchi Angelo Mario? No. Un tale inteso Zizzo? Uno che ne ho sentito parlare sempre di sto Zizzo, però è una famiglia di Picanello questi, che anche loro erano vicino al clan di Santapaola, però non so dire altro. Senta, lei conosce il cognome, il nome esatto dello Zizzo? Ma io conosco il nome, che è Franco Zizzo, se è quello che dico io. Francesco. Sì. Il cognome? No, non lo so. Rapisarda Giovanni? Rapisarda Giovanni sì, lo conosco. In che occasione l'ha conosciuto? Allora, Rapisarda Giovanni mi viene presentato da Luigino D'Aquino e Giuseppe Cutaia, perché il Rapisarda l'ho conosciuto negli anni 80, era uscito dal carcere perché aveva fatto una carcerazione insieme, era coimputato con Giuseppe Cutaia. Escono dal carcere e mi viene presentato dallo stesso Cutaia e dal Luigino D'Aquino. Dopodiché ci siamo frequentati dall'esterno del carcere, quindi parlo io prima del mio arresto dell'anno 80, ci siamo frequentati e niente, poi sono stato arrestato e non l'ho più visto. Poi lui è stato riarrestato per una rapina commessa a Piazza Medina insieme ad Angelo Barbera, Savuccio D'Aquino, Iano Calì, quindi ci siamo incontrati di nuovo al carcere di Catania, dove lui per un periodo di tempo è stato alla sezione dove ero io, dopodiché è passato nella sezione sinistra e poi da lì abbiamo saputo che si era messo vicino al clan Santapaola. E da lì l'avete saputo, ha detto così? Dallo spostamento di sezione inizialmente abbiamo capito, e poi le amicizie che lui frequentava e la freddezza che era entrata fra la nostra sezione, cioè il nostro gruppo e il suo ingresso, diciamo, nel sinistro. Nel sinistro. Rapisarda Salvatore? No. Rigano Filippo? No.
Romeo Francesco l'ha conosciuto? Romeo Francesco è quello che hanno ammazzato a Viale Vittorio Veneto? No. No. Romeo Riccardo? No. Salemi Salvatore? No. E il Romeo Francesco che invece lei ha conosciuto chi era? No, non a questo neanche io l'ho conosciuto, era quello che è stato ammazzato insieme al maresciallo dei carabinieri Acosta nel 81-82 in un bar di Viale Vittorio Veneto a Catania. Può dire chi era o se sapeva se il Romeo... Niente, lui era, che le posso dire, lui era uno di allora, uno dei maggiori esponenti anche lui della famiglia Santa Paola, quindi un uomo di primo piano, diciamo. E da parte nostra gli è stato fatto quell'attentato dove ha perso la vita. Romeo Riccardo? No. Salemi Salvatore? No. Un tale Inteso Celentano? No. Salvo Antonino? Salvo? Sì. No. Sansone Francesco? No. Santa Paola Angelo? Di nome. Cosa sa del Santa Paola Angelo? Niente, Santa Paola Angelo, che so, è un nipote di Benedetto Santa Paola che anche lui era inserito nel suo clan. A lui, se è quello che di cui l'ho conosciuto, l'ho visto così dentro il carcere di Catania, mi è stato segnalato che quello era il nipote di Benedetto Santa Paola, ma però... Questo in che anno? Ma sempre dall'80, quando parlo del carcere di Catania, che va dall'80 all'84. Il Santa Paola Benedetto lei l'ha conosciuto personalmente? No. Santa Paola Francesco? No. Lei ha avuto modo mai di conoscere i figli del Santa Paola Benedetto? No. Presidente, chiedo scusa. Io credo che sarebbe più opportuno che il professore prima chiedesse i nomi e i cognomi e poi eventualmente li identificasse con i figli. La domanda è stata posta. Lo so, ormai è stata posta, dico così. Cioè, ma io non riesco a comprendere la ragione, se è non un'opposizione... si rilevano profili di inammissibilità anche nel modo in cui è stata fatta, la domanda era proponibile. Santa Paola Vincenzo l'ha mai conosciuto? No. Ne ha sentito parlare? Sì. In che termini? Se può indicare il rapporto di parentela, se lo conosce, con il Benedetto Santa Paola. Allora, il Vincenzo Santa Paola è il figlio di Salvatore Santa Paola, nipote di Benedetto Santa Paola. Se non mi sbaglio è quello che si è sposato con la figlia di Saro Zuccaro. Quindi è lui, se è questo è questo. Cioè io conosco di nome questo Vincenzo Santa Paola. E cosa sa di questo Vincenzo Santa Paola? Niente, di questo Vincenzo Santa Paola, che anche lui era un esponente del spicco del clan dello zio Benedetto, che noi avevamo molto più attenzione in questo. Vincenzo Santa Paola, che dicevano che era era un pazzo, uno che non era calmo, posato, queste cose qua. Lei
sapeva il ruolo, o ha mai sentito dire che ruolo ricoprisse il Vincenzo Santapaola all'interno dell'organizzazione? No, i ruoli delle persone che fanno parte della famiglia Santapaola non li so da nessuno, quindi quando io parlo che è più in vista di un altro, perché noi gli davamo più importanza perché venisse, per esempio, si incontrava con amici miei e veniva il tizio a parlare, quindi da lì capivamo che era più importante di un altro. Questo era. E senta, perché si diceva che il Santapaola Vincenzo era un pazzo? Cioè pazzo, perché i motivi di preciso non le so, le cose, se lui abbia fatto qualcosa non lo so, però voglio dire che circolava questa voce nel nostro ambiente che questo qua era un pazzo come il fratello del Benedetto Santapaola, che si chiama Nino Santapaola, quindi dice sono zii e nipoti, sono uguali, perlomeno si diceva così. E poi Lei ha mai saputo se il Santapaola Vincenzo si sia o meno reso responsabile di omicidi? Ha già risposto alla domanda, Presidente, c'è opposizione. Si rigetta, può rispondere. no, Ha conosciuto mai un tale Santocono Carmelo? no, Santo Nocito Carmelo? no, Scalia Vincenzo? no. Una persona soprannominata Munzù l'ha mai conosciuta? Come? Munzù. Carmelo Monzù, sì, L'ha conosciuta personalmente? sì. Anche lui ho conosciuto all'interno del carcere di Catania, sempre in quegli anni che io mi trovo all'interno del carcere. Sa se Munzù fosse inserito o meno in organizzazioni malavitose? Guarda, per quanto mi risulta, Carmelo Monzù era, perché uno quello che parlo io è uno grande di età, era uno vicino più che altro a Iuzzo Ferrara, a Francesco Mangione, che trattavano contrabbando di sigarette, queste cose qua, che era vicino all'organizzazione del Benedetto Santapaola, perché sto Monzù, Carmelo Monzù, era conosciuto benissimo dal Sebastiano Cavallaro, quindi così lo conosco questo. Lei ha mai conosciuto una persona soprannominata Nuccio Coscia? Nuccio Coscia, che è stato ammazzato questo? Se è quello che dico io, è stato ammazzato comunque. Lei ha conosciuto un tale soprannominato Nuccio Iacitano? Nuccio Iacitano, no. Osaro Iacitano, Nuccio. no. Scuderi Antonino? No, Scuderi Salvatore? no, Un tale Sciuto Sebastiano? no, Nino Avecchia? no, Turi Scheggia? no, Signorino Sergio l'ha mai conosciuto? sì. In che occasione e in che epoca? Signorino Sergio era anche lui un mio amico di ragazza, di infanzia. Niente, abbiamo commesso qualche reato insieme prima che io facevo parte del clan, tipo qualche rapina in banca. E niente, poi l'ho perso di vista. E poi ho saputo che si era inserito, cioè lui era sempre stato amico di Maurizio Zuccaro, il figlio di Saro Zuccaro, quindi, e poi so che si è inserito appunto con il gruppo del Zuccaro Rosario.
Zuccaro Rosario? Sì. Strano Giuseppe lo conosce? Ma non lo so se è quello che dico io, però ci dice uno strano Utucco forse. Comunque lo conosco io, ma ci dice un Utucco, quello che io conosco io, che era vicino anche lui al clan di Benedetto Santa Paola. Sa se la persona che conosce lei avesse fratelli? Sì, un altro, Mario se non mi sbaglio. Ha mai sentito parlare di un tale Suraniti Rinaldo? Come? Suraniti Rinaldo. No, Tomaselli Antonio? no, Tomaselli Giuseppe? no, Un tale soprannominato Pippo Beddo l'ha conosciuto? no, Un tale chiamato Renato l'ha conosciuto? chiamato? Renato. No, Mario Tornabene? no, Giuseppe Tringale? no, Un tale Tropea Francesco? no, Tropea Giovanni? no, Tropea Sebastiano? no. Lei ha parlato di Tuccio Salvatore. Può dire se l'ha conosciuto personalmente? Le ho detto un giorno lui è venuto all'ospedale Santa Marta e l'ho visto là all'ospedale. Era con un vespone, quindi parlo io nel 91. E oltre gli episodi o i fatti già riferiti, ne conosce altri relativamente al Tuccio Salvatore? No, in questo momento non mi ricordo. Senta, lei ha parlato nel corso del suo esame di tale Nuccio Barone, così? Sì, Ora, io non ricordo esattamente quello che lei ha riferito in merito. Il Nuccio Barone sa innanzitutto se questo sia il nome e il cognome esatto della persona in questione? guarda, io penso che questo sia il soprannome, però come va di cognome non lo so onestamente. Però sono 2 o 3 fratelli della zona di Picanello, quindi che li chiamano i Barone, però non so se in effetti è questo il cognome o meno. E queste persone sono inserite in organizzazioni malavitose? Sì, per quanto riguarda Nuccio è sicuro perché appunto come ho riferito quella sera per venire insieme a Santo Battaglia significa che a pieno titolo fa parte del gruppo del Santa Paola. Quindi gli altri cioè non ho questa certezza che ho con lui. Non sa altro in merito al Nuccio No. Barone oltre a quello già riferito? Tudisco Santo l'ha conosciuto? No.
Senta Viola, vale come contestazione. Allorché lei venne sentito nel processo Santa Paola Benedetto +3, il cui verbale di dibattimento fa parte del procedimento odierno, ebbe a una domanda del pubblico ministero così a rispondere, pagina 172. La domanda era relativa ai rapporti con esponenti del clan Santa Paola e così lei aveva risposto: per quanto mi riguarda pochissime persone, ciò è venuto una volta Francesco Arcidiacono, Nuccio Tropea, che gli dicono Nuccio Baruni, Santo Battaglia, Francesco Tropea, Franco Marsiglione, Francesco Arcidiacono, che è un salaro. Francesco Tropea e Nuccio Tropea? Sì, in buona sostanza sembrerebbe uno era dei Tropea, quindi non l'ho detto sicuramente, due Tropea. No, uno soltanto. Uno dice Tropea. Nuccio Tropea, Io che dico... gli dicono Nuccio Baruni, cioè sostanzialmente abbinava il soprannome a un nome e cognome. Può darsi che non mi ricordo, però io voglio dire, non è che per questo... Presidente, le chiedo scusa, sono avvocato Attanasio. Io non credo che questa sia una contestazione. Se poi vogliamo invece suggerire e aggiustare, questo è un altro paio di maniche. Io credo che questa contestazione non sia una contestazione. Grazie. Quindi, se ho ben compreso, nel primo esame sì, che comunque agli indicato, atti era giusto per... Cioè il soggetto viene indicato con nome, cognome e soprannome. Sì, e se me lo ricordo anche quando si chiese di Francesco Arcidiacono, l'ha detto che... sì, allora sta detto. E allora soltanto con Nuccio Ubaruni, questo era, ecco, che abbinava il Nuccio Tropea con il Nuccio Baruni, questo è l'unico discorso. La vuole rileggere questa dichiarazione? Presidente, permette? Sì, avvocato, sì, continuo a dire, oggi ripetutamente è stato chiesto al teste se oltre che col suo nome e cognome potesse identificarlo col soprannome, e il teste ha detto di no, ha detto non conosco Tropea Sebastiano. Io credo che quindi non si tratti di una contestazione, perché il teste ripetutamente oggi ha detto non lo conosco. Ora, a quanto sento io, invece, nel corso di una dichiarazione precedente ha detto che lo conosceva per nome, cognome e soprannome. Che vuole dire? Mi pare che c'è elemento di contestazione e dovrebbe spiegare il signor Viola come mai oggi non se lo ricorda che Barone corrisponde a Tropea e come mai allora se lo ricordò. Tutto lì il discorso. Almeno, se ho capito bene, vuole rileggere questo verbale. Per quanto mi riguarda, pochissime persone, la domanda era attinente a persone appartenenti al clan Santa Paola che conoscesse o meno il Viola. Ciò è avvenuto una volta, cioè è venuto una volta Francesco Arcidiacono, Nuccio Tropea, che gli dicono Nuccio Ubaruni, Santo Battaglia e seguita. Allora, l'altra volta lei se lo ricordava? Possibilmente mi sbaglio nel cognome, ma non vuol dire Barone è sempre quello che intendo io, giusto? Però noi parliamo di fatti che queste dichiarazioni l'ho rilasciate un anno fa. Ora, sto cognome non è che io lo frequentavo a sto Nuccio Barone. Possibilmente la cosa era più fresca e mi sono ricordato anche il cognome. Oggi che non mi ricordo il cognome, per me non cambia niente. Cioè, non è che ho detto una bugia, assolutamente, non esiste. Quindi... Lei ha conosciuto un certo Tudisco Santo? No. Lucio Tusa l'ha conosciuto? Come? Tusa Lucio. No. Basta Domenico. No. Carmelo Zuccaro. Carmelo Zuccaro. Non ho sentito, Viola. No.
Giovanni Zuccaro, No. Nunzio Zuccaro, Sì. quando l'ha conosciuto? Nunzio Zuccaro è quello che parlo io del mercato ittico. Nunzio Zuccaro era anche lui un ragazzo che camminava con me quando ero ragazzino, quindi lo conosco da circa 20 anni. Da bambino lo conosco. Zuccaro Domenico, Sì. in che occasione l'ha conosciuto? Anche lui conosco da parecchi anni del quartiere del Via Libertà, prima che lui facesse parte anche del clan del Santa Paola. Poi ci siamo rivisti fuori parecchie volte perché io frequentavo, essendo che ho parenti in quella zona, frequentavo la zona dove lui aveva l'ufficio di trasporti, traslochi, quindi niente. Poi ci siamo rivisti quando io l'ho interpellato per il fatto del pesce, quando ho chiesto l'appuntamento con quelli del suo clan che sono venuti, quindi in quelle occasioni. Signor Piolo, volevo tornare un attimino indietro. Lei ha fatto riferimento ad un pastura che ha ad un pastura con il quale è stato detenuto in carcere, ricorda? Sì. Ecco, ce lo sa descrivere questo pastura con il quale è stato in carcere? Ma questo che sono stato... Innanzitutto in che periodo siamo? Ma siamo nel periodo 93, io sono stato pochissimi giorni al carcere di Catanessette, che poi sono stato scarcerato di là, quindi dentro il carcere c'era questo ragazzo Pastura e l'ho conosciuto, alla quale questo qua aveva un fratello che io avevo frequentato nella città di Torino nel 91. Questo fratello si chiamava, lo ha detto mi pare, Andrea. e quello che ha conosciuto in carcere come si Non mi chiama? ricordo come si chiama il suo nome, perché non me lo ricordo. Ecco. Invece poi ne ho conosciuto un altro, ma prima però del 93, che è un certo Carlo Pastura. E questo? E sto Carlo Pastura, allora l'Andrea Pastura, quello che si trova a Torino, era vicino al nostro clan, Sì. e quindi io lo frequentavo spessissimo. E il fratello, quello che ho conosciuto a carcere di Catanessetta, Di cui non sai il nome? magari. di cui non mi ricordo il nome, anche lui era un nostro simpatizzante del gruppo. Il terzo, questo Carlo, io me lo ricordavo che era bambino, quindi anche lui io pensavo che faceva parte al nostro clan, era simpatizzante più che altro Questa del è nostro una sua gruppo. supposizione oppure hai... Del fratello Carlo? No, era una mia supposizione, cioè i fratelli parlavano che erano tutti vicini, quindi al nostro clan, anche se io non li ho frequentati mai, escluso quello di Torino. Ecco, A quelli di Catania non li ho frequentati Sa mai. questo Carlo che attività svolgeva, quale attività lavorativa svolgesse? No. Né sa con chi è sposato, con chi convive? No. Lei ha parlato di Santo Battaglia. Sì. Ecco, lei ricorda se il Battaglia ha altri fratelli, oltre quello di cui già gli è stato chiesto, Salvo? Sa se avesse altri fratelli? No, io ne conoscevo uno che è stato ucciso, gli altri non li conosco e non lo so se ha altri fratelli. Ecco, come si chiamava questo fratello ucciso? Nino. Ecco, sa il motivo per il quale fu ucciso Nino? In base evidentemente alle Sì, di indicazioni. quello che sono di conoscenze mie, è stato ucciso da un certo Salvatore Flora, detto Turo Verdano, perché questi ragazzi sarebbe Nino Battaglia, Salvatore Flora. Sì, se ci fosse un pochettino
di minor rumore di fondo potremmo essere... Un po' di silenzio in aula, per favore. Ho parlato di rumore di fondo, esterno e interno. Prego. Quindi stavo dicendo, sto Nino Battaglia negli anni '80 è stato arrestato insieme a sto Salvatore Flora, insieme a un ragazzo Santo Micale, se non vado errato, e altre persone che adesso non mi ricordo, non me lo ricordo bene i cognomi. Comunque sono stati arrestati. Allora il Salvatore Flora perché il primo ad essere arrestato è questo Salvatore Flora, e fa i nomi degli altri compagni, alla quale chiama in causa anche il Nino Battaglia. Però sia il Nino Battaglia che sia gli altri coimputati si dichiarano innocenti di questa rapina. Era una rapina che avevano... Si ricorda questa rapina dove era, ai danni di chi era stato commesso? Di un treno. Alla quale loro dicevano che non c'entravano in effetti con questa rapina, cioè che erano tutti quanti innocenti, ma che quello aveva fatto i suoi nomi perché i carabinieri avevano dato botte, quindi era stato forzato, diciamo, come dicevano loro, dall'arma dei carabinieri a fare questi nomi. Sì. Quindi sia Battaglia che gli altri, diciamo, che oltraggiavano ogni qualvolta che veniva visto il Salvatore Flora, no? Per l'ingiusta detenzione che gli stava facendo fare. Ricorda, prima di passare avanti, ricorda gli altri soggetti che erano stati arrestati in occasione di quella rapina? No, già l'ho detto, gli altri non mi ricordo, anche se li conosco tutti, però non mi ricordo come si chiamano. Quindi ricorda se oltre il Flora c'era stato qualche altro che era stato accusato di aver fatto i nominativi dei Correi? Oltre il Flora? Sì. Se c'era un altro che aveva fatto i nomi? No, non me lo ricordo nessuno. Un attimino quando diamo... Può continuare. Allora, non me lo ricordo se c'era qualcun altro che ha fatto il suo nome, i nomi degli altri cori. Il fatto sta che questo ragazzo, diciamo, veniva insultato ogni qualvolta che venisse visto dai suoi coimputati. Quindi niente, è una cosa che lui si è portata da parecchio, per molti anni, diciamo. Poi sono stati scarcerati, assolti, se non vado errato. Insomma, sto Salvatore Flora esce allora nel nostro gruppo, nella nostra organizzazione si parlava, perché già era stato ucciso sto Nino Battaglia, quindi si parlava che ad ucciderlo sia stato il Salvatore Flora. Il motivo appunto di queste sue sofferenze all'interno del carcere e anche fuori, ogni volta che lo vedevano lo insultavano e lo criticavano per l'errore che lui ha fatto. Quindi non so, un giorno il fatto sta ammazzato a questo. Ammazzato chi? A Nino Battaglia. E niente, questo ragazzo vive ancora alcuni anni, però vive, cioè riesce a campare ancora alcuni anni, alla quale già nell'ambiente malavitoso di Catania si diceva che a ucciderlo era stato lui, anche ad uccidere il Battaglia. Sì. Il Battaglia. Comunque poi, passati parecchi anni, sto Salvatore Flora viene fatto, cioè gli viene fatto un attentato mentre rientra al carcere di Caltagirone. Gli viene fatto un attentato dove lui e un altro a bordo e rimangono feriti, e lui rimane paralizzato sulla sedia a rotelle per parecchi anni, insomma.
siamo penso negli anni 88, 89 o 90, comunque non me lo ricordo bene l'anno. Fatto sta, questo qua viene ferito e niente, e cammina in sedia a rotelle, quindi sta qualche anno all'ospedale, poi esce e va a casa da sua madre in via Plebiscito, dove la sua famiglia, diciamo, ha una bettola dove vendono pane, vino, queste cose qua. E niente, io vengo informato del fatto che l'avevano sparato, che sto ragazzo cercava un aiuto da uno dei fratelli del Flora, da Antonino Flora, alla quale lui cerca di avvicinarsi alla nostra organizzazione. Cioè Nino Flora? Sì, che è il fratello di Salvatore Flora. Che era rimasto ferito. Che? Che era rimasto ferito, lei ha detto. No, non ho detto che è rimasto ferito. Salvatore, lei ha detto che era rimasto ferito Salvatore, sì, che era seduto in sedia a rotelle. Quindi il fratello, che sarebbe questo più piccolo, Nino Flora, essendo che era sposato con una ragazza che abita vicino a casa mia, quindi niente, mi è venuto a raccontare alcune cose di questo genere, cioè che al fratello lì era stato fatto questo attentato, che loro avevano dei forti dubbi che su Santo Battaglia, che è stato lui, diciamo, a commettere questo attentato, che avevano paura, insomma queste cose qua, e lui si voleva avvicinare al nostro clan anche perché noi potevamo intervenire se lo stesso Battaglia, diciamo, ancora continuasse ad aggredire il Flora, ma però non abbiamo avuto né il tempo né il modo di poter affrontare questi discorsi con i Battaglia. Il fatto sta che questo Flora un giorno viene ammazzato, quello che è seduto sulla sedia a rotelle, mentre era seduto in sedia a rotelle viene fatto fuori davanti alla sua abitazione in via Plebiscito. E allora da lì si accentua, diciamo, il nostro dubbio, cioè il nostro dubbio, la nostra incertezza. Cerchiamo di, come voglio dire, di capire se in effetti potevamo fare qualcosa per questa ma ormai che significa poter fare qualcosa? Cioè di intervenire in favore del Flora. Intervenire presso chi? Presso il Santo Battaglia, cioè essendo che i sospetti erano diventati dalla nostra parte quasi una certezza per il fatto che il fratello ci aveva raccontato queste cose, perché si ritornava negli anni vecchi e si pensava che il Flora era stato ucciso il fratello del Battaglia, quindi il Battaglia, diciamo, una volta preso posizione all'interno del clan del Santa Paola, era cresciuto all'interno di questo clan, diciamo, stava agendo appunto per vendicare il fratello. Quindi noi davamo questa lettura. E siete intervenuti? No, non siamo intervenuti perché non abbiamo avuto neanche tempo di intervenire, perché è stato ammazzato il secondo fratello, sarebbe Giovanni Kawasaki. E per quanto riguarda il Nino? Il Nino poi niente, il Nino era stato arrestato, quindi dentro il carcere si era avvicinato al nostro gruppo, però poi io la cosa non l'ho seguita, ora non mi ricordo bene il motivo perché, diciamo, non sono intervenuto, non ho seguito più la cosa, forse sono stato arrestato, non mi ricordo bene quali siano stati i motivi. In occasione dell'incontro con il Floria, lei ricorda se innanzitutto questo incontro tra lei e Nino Flora dove avvenne? Bene, a casa mia, nella zona dell'ospedale Vittorio, perché lui era sposato con una ragazza che abita proprio di fronte a mia madre. Quindi ricorda se in occasione dell'incontro intervennero altre persone? In occasione dell'incontro fra me e Flora? Sopraggiunsero altre persone?
Guarda, non me lo ricordo in questo momento. Comunque, il fatto sta, sto Flora, a me, sto Nino Flora, a me mi frequentava, non è che ha cercato quell'occasione per frequentarmi, mi frequentava da sempre, lo conoscevo io. Poi c'è stato il fatto che lui si è sposato con questa ragazza che abita di fronte a casa di mia madre, quindi ci vedevamo quasi spesso. Io ero agli arresti domiciliari all'epoca, quindi lui veniva sempre quando usciva dal carcere oppure era in giro nella città, nel quartiere, veniva a trovarmi, quindi così. Lei ha conosciuto un personaggio soprannominato Turi 600? Sì. Ecco, ci vuole dire innanzitutto come si chiamava realmente e se è un personaggio ancora in vita? No, questo qua è stato ammazzato vicino al cimitero di Catania. Il cognome, anche di questo non me lo ricordo. Anche lui da tanto tempo lo conoscevo, però poi nel periodo in cui ero soggiornante nella città di Messina, che mi dovevo fare della fisioterapia, lui mi è venuto a trovare parecchie volte insieme a Salvatore Giordano, detto Uperdaro, perché in quel periodo noi dovevamo commettere insieme a Salvatore 600 e Salvatore Uperdaro una rapina ai danni di una banca della città di Messina. Non è stata mai fatta questa rapina perché dopo qualche giorno che noi stavamo curando, diciamo, la banca, è stato ammazzato Salvatore 600 nella zona del cimitero di Catania. Lei dopo quella morte ha avuto contatti con il Giordano, con altri per sapere? No, subito dopo l'omicidio di Salvatore 600 no, perché a questo punto doveva venire solo Salvatore Giordano, ma essendo che avevano ammazzato a Salvatore 600, che erano compari, questo qua diciamo che perdo il contatto con Salvatore Giordano, quindi non commettiamo più la rapina. Poi io da Messina vengo spostato, me ne vado a Milano, poi di Milano faccio Milano-Torino e mi faccio il soggiorno nella città di Torino, quindi, e lì mi viene a trovare, che poi era successo nel frattempo che io mi sposto nel nord Italia, viene fatto l'omicidio di Salvatore Giordano, quindi dopo l'omicidio di Salvatore Giordano mi viene a trovare il fratello del Giordano, Pippo. E cosa le dice? E mi racconta, cioè io faccio la domanda, che cosa era successo, questo qua aveva delle forti preoccupazioni perché gli avevano ucciso appunto il fratello e Salvatore 600, quindi lui, essendo che aveva dei parenti che facevano parte alla famiglia del clan Santa Paola, quindi aveva interpellato prima questi parenti suoi per sapere qualcosa, insomma, perché avevano ammazzato il fratello e chi era stato, tutte queste cose qua. Poi ha capito che era stata, cioè gli erano state fatte delle promesse sia da parte di Salvatore Di Lova, che dicono, cioè gli addossavano la colpa a Santo Battaglia dicendo che sono stati, cioè la colpa è sua, di testa sua, non ha avuto nessuna autorizzazione del clan di poter commettere questi omicidi. Quindi sto ragazzo, quando gli è stato detto in questo modo, è venuto da noi. Questo ragazzo chi? Giuseppe. Ma chi erano Giordano. I parenti che lui aveva nel... Ma se non vado errato era uno dei Cagazza, parenti di Giordano, Sì. però non so di preciso chi. Comunque erano intervenuti che, Cagazza, il cognome vero qual è? Crisafulli, Crisafulli. che diciamo che questo ragazzo Giuseppe Giordano aveva percepito che tutto quello che loro gli dicevano erano solamente delle scuse, quindi non si fidava
che loro, diciamo, si volevano interessare per quanto riguarda questo fatto. Quindi è venuto da noi, è venuto da me a Torino chiedendomi anche questo qua, che a parte che voleva... E chi è venuto a Torino a trovarlo? Giuseppe Giordano, Di Marco mi sembra che si chiama. Aveva qualche soprannome? Lendicchia, uno dei fratelli Lendicchia, quello che camminava sempre con questo Giuseppe. Insomma, e da lì mi raccontano tutta la situazione, no? Di come erano successi i fatti, per che cosa, per quale motivo avevano ammazzato il fratello. Ecco, cioè, Presidente, c'è opposizione alla prosecuzione dell'esame perché verte su fatti che non sono oggetto di imputazione. Qui stiamo parlando del movente, stiamo cercando di parlare del movente cominciava a riferire già di modalità, quindi fin quando la causale rimane nell'ambito di quello che è il rispetto dell'ordinanza della Corte, e allora non formano opposizione, ma già stavamo andando nei particolari per quanto riguarda tutto ciò che ha caratterizzato questo omicidio. Allora chiediamo al Viola cosa le venne detto sulla causale di questo omicidio. Niente, che era stata commessa una rapina ai danni di un camion controllato dalla famiglia del Santa Paola, quindi alla richiesta, cioè questi qua cercavano sto camion e fosse... Sa quale fosse la ditta? La sapevo perlomeno, adesso non mi ricordo come si chiama sta ditta, comunque una ditta grossa di trasporti. Comunque, e diciamo che da lì è partita tutta questa situazione, causa questa rapina, va? Questo. Ecco, e lei diede una risposta, cioè loro, questo Lendicchia e questo Giuseppe Giordano, erano venuti da lei per che cosa? Niente, perché essendo che mi conoscevano, più che altro per affliggersi, mi hanno raccontato questo fatto perché volevano che io parlavo con Salvatore Cappello, Jimmy Miano, in modo che gli sistemavamo questa cosa a questa famiglia Giordano, a stabilizzare. Cioè, voleva lui il nostro intervento. Ecco, e lei cosa rispose? Prese poi i contatti, si adoperò? No, io per quanto riguarda a Catania mi sono adoperato per quello che ho potuto fare, perché essendo che noi non c'eravamo, quindi non mi ricordo se c'era Arturo Cattabiano qua a Catania all'epoca dei fatti. Comunque ho interessato qualcuno, però adesso onestamente mi sta sfuggendo. Sì. Per quanto cioè, potevamo chiarire questa situazione, perlomeno dargli la sicurezza che ormai il fratello uno era morto, ma perlomeno lasciavano stare gli altri. Questo era... E niente, poi anche questo fatto non mi ricordo come è andato a finire dopo. Cioè ebbe assicurazioni, contattò qualcuno dell'organizzazione? No, io personalmente... Questa domanda. Come? Opposizione, avvocato Calì. Perché? Perché esula già dalla causale al momento dell'omicidio, va a fatti successivi che ineriscono, ineriscono alla ricostruzione sulla dinamica dell'omicidio. In questo momento ci occupiamo semplicemente della imputazione di associazione per delinquere del tipo mafioso. Presidente, io ritengo invece che si tratta comunque del fatto associativo. Perché l'omicidio già l'abbiamo lasciato. La domanda specifica. La domanda specifica era se venne contattato qualcuno dell'organizzazione del Santa Paola per discutere di questa vicenda che riguardava l'omicidio. Allora, le persone contattate per quanto riguarda questo fatto, però sempre le ripeto, io non c'ero, se non vado errato sono stati interpellati appunto il Salvatore Di Lova, il Salvatore Ducci, perché i fratelli Giordano, diciamo che inizialmente con questa parentela che li legava con i Crisafulli avevano più fiducia in questo signore. Poi
Quando invece ci siamo interessati, io ho interpellato Arturo Cattabiano, se non vado errato, e poi però non ho saputo più niente di questa storia, cioè non mi ricordo bene come è finita. Lei dette qualche consiglio al Giordano? Sì, il consiglio di non farsi, di restare là a Torino, di non andarsene a Catania, questo tipo di consigli qua, di stare attento. Sa che fine ha fatto il Giordano, il Giuseppe Giordano? Ma il Giuseppe Giordano, se non mi sbaglio, perché sono rimasti due fratelli, uno Saro e uno Giuseppe, non mi ricordo dei due chi è stato ammazzato dopo. Un altro mi sembra che ce n'è stato morto nei fratelli Giordano. Lei conosce tale Bartolini? Bartolini? Bartolini come? Il cognome, per adesso. Ah, no. Titolare di una ditta di autotrasporto. Ah, Bartolini Trasporti, sì. Conosco. Dice opposizione perché la domanda formulata in consecuzione, così come l'avrei dovuta fare prima. l'ha formulata poteva essere formulata tutta in una volta, avvocato Calì. Non l'ho formulata. Poteva essere formulata anche tutta in una volta. Sì, ma così come l'ha formulata è palesemente suggestiva. E si rigetta l'opposizione. Io pensavo Bartolini che cioè, mi aveva detto il nome e cognome di qualche imputato, non avevo capito. Autotrasporto, sì. E era questa l'azienda, diciamo, in cui è stata commessa la rapina. Lei ha conosciuto Francesco Lombardo? Franco Lombardo? Di nome. È stato ucciso questo. Ecco, ha indicazioni da fonte certa sul movente di questo omicidio? Guarda, per quando ne so io, però non l'ho mai approfondito questo fatto. Siamo stati, dal nostro clan è venuto questo omicidio, cioè sono state gente del nostro clan a commettere questo omicidio. Però non so il motivo perché l'hanno commesso, queste cose qua. Però so che siamo stati, cioè è stato questo clan. Lo sa per averla preso da chi? Ma all'interno del nostro clan, quando si parlava di questo omicidio, siccome dice che c'erano andate troppe persone a uccidere questo qua, adesso che lavoro faceva? Vendeva i pesci, quindi niente, allora cioè, lo sapevamo un po' tutti che era stato da parte nostra a commettere questo omicidio, ma mai io ho voluto approfondire il motivo, chi c'era andato, queste cose qua, tranne qualcuno tipo Salvatore Pandetta, Agatino Litri, queste cose.